Nuova giornata, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi sto dando l'impregnante alle nuove fioriere. Sì. La cassapanca l'ho già sistemata, la mensolina anche, adesso faccio queste 3 fioriere, 1, 2 e la terza. E poi mi mancherebbero le 2 pareti intanto. Il resto della roba dovrebbe arrivare la prossima settimana. Sicuramente poi col tempo diventerà grigio perché l'arice è così. E vabbè, pazienza. Vabbè, vado fuori a continuare la mia opera, che se non ho tanta voglia, però alla fine oggi ho deciso di iniziare questo lavoretto. Sono qui a fare merendina, sono da sola. Ah, le unghiette nuove, non ve le ho fatte vedere, le ho fatte ieri. Allora, mignolo e indice hanno i glitter, ma credo che non si notino più di tanto, mentre le altre sono normalissime. Ho deciso di fare il colore, sì, di dare colore, che per me è una novità, perché io uso sempre il nude, perché il nude sta su tutto, il colore così, comunque un po' di colore visto che è estate, dai, ci sta. Alla fine ho finito di dare l'impregnante a tutta la roba di legno e avrei voluto iniziare anche a pitturare in casa, ma delle stanze piccole, quindi ho la dispensa, solo che per fare la dispensa devo togliere tutto e devo togliere anche le mensole per essere comoda, e quindi ho detto no, non è giornata perché ho già fatto quell'altro lavoro, meglio, ok, mi serve tanto tempo per fare quel lavoro lì. Oppure volevo dare una pitturata al bagno, perché tanto il muro è poco in bagno, perché fino a una certa altezza ci sono le piastrelle. Però anche lì devo trattare per la muffa, quindi devo prima dare il prodotto per la muffa. Devo togliere, cioè ci sono tante cose da fare alla fine per pitturare, non è così immediato, buon pitturo, no, devi prima preparare la stanza, allora alla fine non ho più concluso niente. Prima di venire qua a far merenda ho preparato i toast per stasera, così sono solo da scaldare, da cuocere, insomma, e basta. Ho cambiato lenzuola oggi. Ho già rifatto il letto. Sono contenta perché con queste giornate lavi e asciughi e rimetti, cioè a me piace l'estate anche per quello, perché la biancheria in un attimo si asciuga e puoi mettere, hai già tutto in ordine subito. Se qualcuno non l'ha visto, andate a vedere il video della collaborazione che ho fatto un po' di tempo fa, quello della motosega, cioè una figata. Io adoro la motosega, sono troppo contenta di averne una. Ho visto che non è un video che è andato molto, ma io so che i video, se faccio collaborazioni, o è qualcosa che interessa veramente il mio pubblico, o devo metterle all'interno dei video, che non l'ho mai fatto praticamente perché non accetto quasi nessuna collaborazione. Adesso sto provando ad accettarne qualcuna in più, cioè ad accettarne più che altro, perché io di collaborazioni ho fatte ben poche nella mia vita, e sempre però gratuitamente per il momento, perché poi non so come fare con le tasse, con le cose, cioè col dichiararli sti soldi se mi pagano, e quindi serve la partita IVA, c'è poco da fare. In realtà potrebbe anche non servire, però poi magari ti propongono l'affiliazione, il link affiliato, e lì devi avere la partita IVA. Tipo AliExpress mi aveva chiesto pochi giorni fa di collaborare, e che comunque, a parte mi avrebbero mandato prodotti da pubblicizzare nei video, ma ci sarebbe stato anche il discorso affiliazione, e lì serve la partita IVA. Mi sono informata e purtroppo lì serve, non c'è scampo, e non ho accettato. Mi dispiace perché comunque anche su AliExpress si trova roba che si trova su Shein, ecco, quindi mi dispiace un pochino, perché so che tanti usano AliExpress, però alla fine, ecco, se Shein mi proponesse di collaborare, ecco, accetterei molto volentieri. Non so che strada prendere, insomma, per il futuro. Per il momento accetto quelle gratuite e poi vedrò nell'eventualità, se è il caso, di aprire una partita IVA, magari il prossimo anno, non quest'anno, non credo. Intanto fare collaborazioni gratuite, secondo me. Tanto mi regalano qualcosina, io faccio vedere nei video, a me, io sono più che contenta.
quindi se non avete visto il video della motosega andate a vederlo. Che bello, caspita, bellissimo, bello sulla sdraio, bello, che bello, bello, è bellissimo. Kitty, sai che qua dobbiamo pulire con l'aspirapolvere che è sporchissimo. Ciao. Sì, non ti sei ancora alzato, dai, alzati. Sto facendo a pezzi tutti i cartoni, adesso li vado a portare nel bidone. Sto sistemando un po' la cucina, come sempre, come ogni giorno, perché poi la sera non ho voglia di fare niente e lascio tutto lì. Ed è un errore, bisogna fare la sera, così la mattina ci si alza ed è già tutto in ordine. E invece no, la sera non c'ho voglia. Non so cosa fare oggi. Ciao, sei uscito? Ciao Chico. Bello. C'è Pippo che continua a fare il giro del globo, cioè entra da questa, fa il giro, esce dal bagno, così. Vedi, ha voglia di camminare oggi. Sì, vecchietto. E l'altro si rilassa, però è al contrario, la testa dovrebbe andare dall'altra parte, perché di là è più alta la sedia, quindi la testa dovrebbe andare di là, qua, e il culo qua. Opa. Allora, niente, alla fine non è che ho fatto colazione. La faccio adesso, anche se è tardi, frega niente. Mamma mia, che vergogna, veramente. Allora, aspettate che vi faccio vedere una cosa. La botte momentaneamente è lì, poi non so cosa si farà di quella. La toglieremo sicuramente da qua, non la terremo qua. Boh, vedremo. E qua ho messo la panchetta, la cassapanca con il cuscino, e ieri sera mi ero seduta qua e si stava benissimo, anche perché c'era una temperatura perfetta ieri sera. E niente, dai, come domenica non è male, c'è un po' di sole, poi si rannuvola, poi riesce il sole. È una domenica un po' strana questa, dovrebbe forse fare una pioggerellina a pomeriggio, ma teoricamente dovrebbe rimanere abbastanza stabile. Sempre teoricamente, perché qua il meteo cambia molto in fretta. Non sappiamo mai cosa succederà. Questa non l'avevate vista. Ho fatto un po' di colore. Ho messo questa ghirlanda, sì, di plastica, qui c'è tutta una ragnatela. L'ho vista adesso. Devo pulirla perché ieri ho pulito le ragnatele, no, l'altro ieri, quelle su in alto, fin dove ci sono arrivata, insomma.
Ho pulito le ragnatele qua sopra il portone, nell'angolo anche, fin dove si arriva, perché non è che con la scopa arrivo tanto in alto, dovrei prendere la scala, che ce l'ho adesso, potrei anche... Ecco Bue, dai vieni! Sì, potrei anche farlo, ecco, però... Dai, dai, i fiori si stanno riprendendo, con molta calma. Buongiorno! Ma noi dobbiamo anche mangiare oggi. Nana, vieni qua! Madonna, che matto che sei. Vieni, gatto rasta. Ah. Bue, là. Io ti do la pappa. Tu entri a mangiare o mangi di fuori? Vediamo cosa fa. Siamo qua. Vediamo cosa decide di fare. Vieni, la pappa. Dai che siamo in ritardo, Bue. Dai, bravo. Prego, vai a mangiare. Mi sa che si è sentito un po' a disagio con il telefono puntato. Verucci, finisci di mangiartela qui, amore. Ti la mangi qua. Cuccioletto. Che bello che sei, amore. La sera vuole sempre giocare. Cucciolo, mangiati 2 pappe. Finisci la pappa. Non hai fame. Lui mangia tanti topolini, uccellini. Quindi la bustina, diciamo che, o le bustine che mangia durante la giornata sono un po' un più, secondo me, un di più. Che lui mangia tanto quello che trova. Sì, quello che riesce a catturare. Anche, scusami, l'altra sera stava mangiando un animale, non so cosa fosse. Adesso mi pago una bolletta, visto che è già arrivata una.